850 persone in trepida attesa per il futuro del loro posto di lavoro. Molte e molti di loro erano a manifestare a Venezia mesi fa, fino alle porte della sede della Giunta regionale del Veneto, quando ancora il Consiglio di Stato non aveva bocciato l'aggiudicazione per l'appalto del servizio mensa di 3 dei 6 macrolotti che interessano la maggior parte degli ospedali veneti. Gare aggiudicate dalla Serenissima Ristorazione, ma sulle quali aveva opposto ricorso il colosso italo-tedesco Dussmann. La questione della posizione dominante si è verificata perché non è stata prevista nella gara d'appalto una aggiudicazione massima da parte di ogni player, nel senso che su 6 lotti doveva essere previsto che al massimo potevano andare allo stesso player 2 o 3 lotti, mentre si è verificato un cappotto praticamente da parte della Serenissima. Qui oltre ai lotti c'è anche un centro cottura decisamente forte che impone anche differenze con le varie aziende. Uno dei motivi dell'assegnazione della gara è proprio il fatto che Serenissima avesse già nel Veneto un centro cottura già pronto per essere utilizzato per un sistema particolare di cottura che si chiama cook and chill, che vuol dire cotto e poi rigenerato, che già utilizza in alcuni ospedali della regione, ma che viene in questa maniera esteso a tutti gli ospedali, a parte i project. Quel centro di cottura ovviamente non avendo in previsione un investimento da parte della Serenissima ha costituito un motivo molto importante per l'assegnazione della gara. Qui si pone anche il problema della distanza del centro cottura agli ospedali stessi. Il centro di cottura si trova in provincia di Padova, ma è all'estremo limite della provincia di Padova e vicinissimo alla provincia di Rovigo. È chiaro che trasportare i pasti da Boara fino per esempio a Belluno costituisce, oltre che un motivo di inquinamento perché ci sono i camion che vanno su e giù, anche una possibile difficoltà nel momento in cui ci dovessero essere delle interruzioni del traffico oppure qualsiasi altra motivazione che impedisce il tragitto da Boara fino agli ospedali. Avete sottolineato anche la questione della clausola sociale. Sì, la clausola sociale, così come è stata costruita, non garantisce l'assunzione delle 850 persone che sono impiegate e quindi su questo noi abbiamo chiesto delle precise garanzie alla Regione che a suo tempo ci erano state date ma che ad oggi non ci sono. Abbiamo chiesto a proposito un incontro alla Regione e anche a Serenissima, per il momento diciamo così che il risultato è stato nullo, nel senso che non ci hanno risposto oppure ci hanno risposto la Regione che per il momento non sono in grado di incontrarci.